Buonasera e benvenuti al Palaverde. Treviso torna a casa per continuare nella striscia vincente. Siamo a 6 su 6 sinora per Treviso ed ora nel turno infrasettimanale del giovedì al Palaverde arriva Imola a provare per la prima volta a battere Treviso, a sbancare il Palaverde. Si comincia dunque al Palaverde in questa settima giornata dopo la premiazione a coach Pilastrini come miglior allenatore del primo mese di questo campionato di A2. Possiamo dunque cominciare dal Palaverde. Con me questa sera Simone Fregonese. Ci aspetta sicuramente una partita molto equilibrata probabilmente, soprattutto con una Imola che dopo la sconfitta di Ravenna vorrà provare a rifarsi. Buonasera a tutti, certamente non sarà facile perché quando ne vinci 6 in fila ovviamente l'inconveniente è sempre in agguato e una delle formazioni più in grado di fare un blitz in trasferta penso che sia proprio la squadra di Imola, perché il suo inizio di campionato è sotto gli occhi di tutti. Domenica forse per un po' anche di pressione, per una partenza eccezionale di Imola di campionato, è venuta questa sconfitta nel derby con Ravenna, però queste sono le partite che per una capolista sono le partite più insidiose e quindi ci apprestiamo a vedere un bel basket. Intanto Fantinelli inizia da buon romagnolo il suo derby personale contro Imola. L'opposizione della difesa della De Longhi è ottimale in questa prima azione difensiva dopo appunto il primo canestro di Fantinelli nella partita. 2-0 dunque dopo 40 secondi di partita. L'uscita di Henderson, sicuramente un giocatore molto importante, l'altro americano. Washington alza la parabola, il rimbalzo offensivo catturato da Sabatini che va ora a penetrare. Il fallo della difesa, il fallo viene ravvisato a Ancelotti. Dunque nuovo possesso per la squadra emiliana che tornerà dunque in attacco. Emiliana si arrabbiano a Imola, visto che siamo in diretta con Imola. Sono romagnoli, il quintetto di Imola c'ha Sabatini, il figlio del presidente, ex presidente della Virtus Bologna, è il playmaker, poi il miglior cannoniere del girone, Carvel Henderson, è la guardia, c'è Hassan Fromboliere che fa l'ala, sotto canestro, oltre a Michele Maggioli, un totem, uno dei giocatori più importanti di questa serie A2, c'è l'altro lungo della squadra ospite, Leonard Washington, quindi un quintetto importante con Maggioli che probabilmente è il giocatore simbolo di tutta la serie A2, anche se qui perde il pallone e Corbett ne approfitta. Dunque Ancelotti e Corbett a portare Treviso sul 7-0, un minuto e mezzo di partita per incominciare dunque con Treviso che ha approcciato immediatamente nel migliore dei modi la partita. L'uscita con Washington che finta il tiro, batte sul palleggio Powell e va poi a perdere il pallone. Vorrebbe Washington il possesso, non è d'accordo la terna arbitrale. Certo, sicuramente un inizio molto positivo per Treviso sul 7-0 dopo nemmeno 2 minuti. Bell'inizio per Treviso, ma più che altro brutto inizio per l'Andrea Costa, perché tante palle perse e soprattutto la voglia di Imola di andare a giocare dentro l'area, che però si schianta sulla difesa di Treviso, che notoriamente la difesa di Pilastrini, la difesa della De Longhi, non lascia fare canestri da vicino, da sotto, piuttosto si prende un tiro da fuori, ma da sotto per Imola sarà dura e si è visto in questo inizio nonostante una coppia di gran tonnellaggio come Maggioli e Washington. Maggioli va proprio lui a ricevere il pallone in punta, l'uscita con Henderson che è ben braccato da Fantinelli, dunque la scelta di Pilastrini è quella di opporre Fantinelli a Henderson. Si alza il tiro a 3 punti, non va al rimbalzo, è di Ancelotti che va proprio da Fantinelli per portarsi nella metacampo offensiva, vuole andare fino in fondo Fantinelli, poi si va sotto canestro con Powell che va a sbagliare, poi il rimbalzo catturato dallo stesso Powell con il tap-in. 9-0, 2 minuti e mezzo di partita insidiosa, però Treviso l'ha approcciata nel migliore dei modi. È un bel inizio, ma soprattutto perché i ragazzi di Pilla, che è stato premiato, l'hai detto tu, come miglior allenatore di ottobre, le sue 4 vittorie in fila,
dimostrano di non essere qui a fare un infrasettimanale di piacere, ma guardate lì come difendono, e ancora una volta riempita l'area, impossibile per Imola andare in area e si prova anche già a fare spettacolo. Ci prova Treviso ad andare in area, forse qui andando ad esagerare. Fabi è costretto a commettere un fallo tattico per fermare il contropiede di Imola. Chiaramente Treviso era sbilanciata dopo quel tentativo improvviso di andare in campo aperto. Cambio ora in regia per Imola con De Nicolao, il fratello di Andrea, che sale in campo al posto di Sabatini. Dunque, c'è anche Andrea in tribuna a vederlo, è qui proprio alla nostra sinistra, e c'è anche Paolo Moretti, l'allenatore, miglior allenatore dell'anno scorso in Serie A, che è venuto a vedere il figlio Davide, che vedremo tra poco. Rimbalzo lungo di Mazzoli, il palleggio sulla linea di fondo proprio di De Nicolao, che attacca e scarica sull'angolo opposto per Hassan. Dunque si aprono le marcature per Imola, che è andata a trovare questo canestro grazie soprattutto alla prima penetrazione nella partita da parte di De Nicolao, l'uscita di Fabi che riceve l'end-off da parte di Ancelotti. Si va da Corbett, bellissimo il confronto con Henderson, si apre Corbett per il tiro da 3 punti. Corbett inizia immediatamente a bombardare, arriva la prima tripla, il primo canestro di Imola, e Treviso risponde immediatamente. Non a caso il primo canestro di Imola è venuto su uno scarico e col tiro da fuori. Forse la squadra di Ticchi dovrebbe scegliere questo tipo di soluzione. Vedete quanto difficile sia andare a tirare vicino al canestro contro una selva di maglie bianche dentro l'area, anche in questa occasione. Poi c'è il tiro forzato, dall'altra parte un Corbett che avrà un bel duello, perché sono il primo Henderson e il terzo nella classifica dei marcatori, Corbett e Carvel Henderson, quindi sarà una bella battaglia. Certo che Corbett è veramente un bel impatto con il campionato italiano dopo gli anni in Polonia. De Nicolao subisce la pressione da parte di Powell, e Treviso è già dall'altra parte con Corbett che questa volta mette per terra il pallone, si alza comunque al tiro, il rimbalzo di Mazzoli indisturbato a rimettere il pallone nelle mani di De Nicolao. 12-3 per Treviso, 5 minuti e 18 da giocare. Cambio di lato con Washington che vuole attaccare dal palleggio contro Fabi, rimane molto bene con lui il capitano, va a cercare un passaggio molto difficile. Ancora qui la difesa di Treviso molto pronta, che va a causare la palla persa di Imola. 5 minuti giocati, 4 minuti e 50 secondi per l'esattezza, 12-3, un solo canestro da 3 punti per la squadra di Imola, che se vuole rimettere in piedi questa partita deve fare qualcosina di più in attacco, e soprattutto Treviso sta mettendo fisicità e grande intensità nel chiudere l'area, nell'impedire anche passaggi facili alla squadra di Imola, e il pubblico comincia a entrare in tensione qui al Palaverde. Anche stasera più di 4.000 persone per un infrasettimanale col nebbione padano che avvolge tutta Treviso dintorno. Ancelotti riceve, cambia lato per Corbett che va a trovare Fabi, vuole mettersi in partita, il capitano va a lavorare dal palleggio, arriva il raddoppio di Mazzoli che poi ritorna su Ancelotti, si cambia lato per il tiro da 3 di Fantinelli. Treviso però non perdona, anche qui forse è stata una difesa sicuramente migliore di Imola. Hanno battezzato Fantinelli, che effettivamente probabilmente è il tiratore peggiore di Treviso in campo tra gli esterni. È arrivato il canestro, 15-3 dopo 5 minuti poco più all'inizio della partita. E qui c'è anche il recupero da parte di Powell che vuole andare fino in fondo. Powell, canestro del più 14. Treviso vola già a sul 17-3, 5 minuti e mezzo, un inizio migliore non poteva esserci. Spettacolo De Longhi al Palaverde. Avete visto ancora una volta, è impossibile entrare, è come entrare nella giungla del Vietnam, perché lì non ne esci vivo. E continuano i giocatori in maglia rossa a provare a entrare in quell'area, però quell'area è veramente infestata, non ci si entra, è piena di trappole. Dall'altra parte è chiaro che contro la capolista devi fare delle scelte. Fantinelli è un giocatore che puoi, tra virgolette, battezzare, gli puoi dare il tiro. Lui ci ha pensato un attimo, era lì piedi per terra, ha detto io questo me lo prendo. Quasi tutti raddoppiano su Powell, l'abbiamo visto, e ovviamente si aprono un po' più di spazi. Ci ha provato prima Corbett, ci ha provato Fantinelli, la coperta da qualche parte la devi tirare.
per ora più che coperta è un lenzuolino, perché 17-3 dopo 5 minuti e mezzo e giustamente c'è il time out di Imola. Time out di Imola appunto dopo 5 minuti e mezzo, soltanto 3 punti segnati dalla squadra imolese, bravissima Treviso a interpretare veramente nel migliore dei modi questa partita. Non era nemmeno facile, perché sicuramente un pensiero a domenica magari c'è, a quella partita che si giocherà domenica contro la Fortitudo, che è molto molto attesa dai tifosi. È attesa dai tifosi, è attesa un po' da tutti, sai, alla fine è una partita che vale 2 punti come le altre, alla fine questa Treviso non è la Treviso che affrontava anni fa la Fortitudo, quindi è più una cosa emozionale dei tifosi, però una bella sfida sempre tra due squadre, due palazzetti, due pubblici che sono fenomenali. Ora non è una bellissima uscita questa dal time out per la squadra di Ticchi, un tiro abbastanza forzato, però la difesa della De Longhi è una difesa che sta dando parecchio fastidio agli avversari. E qui Ancelotti ci prova contro Maggioli, 2,12 metri, è raro vederli in questa a 2, e alla fine di riffa o di raffa di mano sinistra Andrea Ancelotti va a segno e sono 19-3 dopo 6 minuti e 20 di gioco per la De Longhi. 19-3, e parlavi prima della difesa, molto importante per Treviso l'opposizione a Henderson, mentre qui intanto Hassan va a segnare il secondo tiro da 3 punti della sua partita. È un Treviso contro Hassan in questa fase inizio di partita, e appunto Treviso è stata molto brava su Henderson, che è stato il protagonista principale nel primo campionato, nella prima fase di campionato da parte di Imola. Intanto arriva la palla persa da Imola, dunque anche un po' di confusione nell'attacco della squadra ospite, che chiaramente è confusa sotto i colpi della De Longhi, è un po' in difficoltà dopo 7 minuti, poco meno, ed è già sotto di 13 lunghezze. Treviso però secondo me molto molto brava ad impostare questa partita. Non per niente questo signore qua è unanimemente riconosciuto come il migliore o uno dei migliori allenatori della Serie A2, e il suo curriculum lo dimostra, e anche diciamo che come partenze non è male. L'anno scorso 8 vittorie consecutive in Silver, poi vinto il campionato con la sua De Longhi, quest'anno al secondo anno siamo già a 6 vittorie consecutive. Treviso non vuole fermarsi, e sono entrati intanto anche Negri al posto di Corbett e Rinaldi al posto di Ancelotti. 21-6, c'è Maggioli con la palla, ma vedete come Carvel Henderson, che è il fulcro dell'attacco della squadra ospite, per ora sia stato ben francobollato da un Fantinelli che magari non tanti se ne accorgono, ma spesso oltre agli assist, oltre alla molle di gioco che crea da playmaker, è anche un giocatore che con le sue doti fisiche e con la sua intelligenza e tecnica difensiva viene spesso accoppiato al miglior attaccante avversario, e Henderson per ora è lì fermo ancora a 0 punti, lui che viaggia quasi a 22 di media, è il miglior cannoniere di questo campionato, di questo girone. Ancora una palla persa dentro l'area, e Negri va in campo aperto, affanno per Imola. Invece Treviso veramente sul velluto in questo inizio di partita, cambia anche con l'ingresso di Davide Moretti e ritorna in campo anche Corbett. 7 palle perse per l'Andrea Costa Imola, no, sono veramente tante, perché siamo soltanto al primo quarto sul 21-6 per la De Longhi, e Imola che tira col 22% dal campo, ma spesso non è neanche riuscita a tirare, con il problema per la squadra di Ticchi. Sicuramente bravissima Treviso in questo inizio di partita ad interpretare nel migliore dei modi la fase difensiva. In attacco chiaramente, come spesso succede per Treviso, tutto viene da sé. La linea di fondo presa da Negri, fermato con il fallo, continua un flusso continuo Treviso in attacco e anche in difesa. Partita veramente segnata in questo inizio di gara, veramente con una De Longhi clamorosa da un punto di vista di intensità e di mentalità. E ora arrivano i tiri liberi per Matteo Negri, 21-6 a 2 minuti e 23 dalla fine del primo quarto. Matteo Negri segna il primo tiro libero e va dunque a segnare, ad aprire le marcature, si iscrive a questa sfida. 2-2 per lui, più 17 Treviso, e 2 minuti e 20 da giocare nel primo quarto. Ora la prima azione difensiva per Davide Moretti,
Hanno segnato in 6 per la De Longhi, ha segnato solo a Sam per la formazione di Imola, che ora ci prova ancora, ma vedete come il gioco sia un po' prevedibile a dir poco, anche se hanno cambiato un po' tutto, è entrato anche Patrizio Prato, è entrato Amoni, è entrato con il numero 14 Preti, però il risultato, cambiano gli addendi, come si diceva alle elementari, cambiano l'ordine dei fattori, ma il risultato resta sempre quello, anzi 25-6 quando mancano meno di 2 minuti alla fine del primo quarto per una De Longhi dominante in questo inizio partita. Amoni prova a sfruttare il suo tiro per portare fuori dall'area Rinaldi, che però fa un lavoro clamoroso e perfeziona il recupero. Poi Negri che si affida a Moretti per andare nel metacampo offensiva, accolto anche dal pubblico questa azione difensiva. Moretti palleggia il resto del tiro, prova a iscriversi anche lui alla partita, va sul secondo ferro. Treviso qui disordinata nella metacampo offensiva, più 19 per la squadra di Treviso, prova a mettersi in partita anche Anderson, la palla si arrampica sul ferro e la deviazione poi viene raccolta da Preti, che dunque chiude il dominio da parte di Hassan nella metacampo offensiva per Imola. Siamo entrati intanto nell'ultimo minuto di questo primo quarto, l'uscita di Negri, cambio di lato per Moretti che non arriva, Corbett prova ad illuminare il palaverde con un po' di accademia per Rinaldi, contropiede però concesso da Treviso che prova a rientrare. Preti però con un altro canestro dalla spazzatura mette un 4-0 che prova a ridare fiducia a Imola. Campanello d'allarme, non distrarsi, non pensare che la partita sia già andata, perché avete visto Corbett qui un po' esagerato, aveva un'autostrada davanti, ha provato a fare l'assist, strappa applausi, palla persa e poi di là rientro molle della formazione padrona di casa con tap-in vincente di Imola. 25-10 il punteggio, però mancano ancora 30 minuti e spiccioli, quindi insomma io se fossi Pillastrini, e infatti l'abbiamo visto sbracciarsi un po' oltre le sue normali abitudini, non l'avrei presa bene quell'azione, perché sicuramente non l'avrà presa bene. Ora avrà la possibilità fra 10 secondi di parlare ai suoi. L'ultimo possesso nelle mani di Imola, vuole andare fino in fondo. Prato si arrampica sulle braccia di Rinaldi, arriva un altro tap-in da parte di Preti che ha messo un 6-0 di parziale, tutto da solo. Lui che probabilmente è il giocatore considerato meno pericoloso della squadra di Imola, ha trovato veramente 6 punti dalla spazzatura e ha riportato più vicino la squadra ospite, arrivata al meno 13, 25-12 alla fine del primo quarto. Imola, insomma, la panchina di Imola ha risposto meglio che i titolari, forse anche perché probabilmente meno preparato il piano partita di Coach Pilla e del suo staff con giocatori come Preti o come l'altro lungo Amoni, che hanno dato quello che magari i più blasonati Washington e Maggioli all'inizio non davano, e così si spiega anche questo 25-12 che rende le proporzioni di questo vantaggio della De Longhi meno abissali e rende anche la partita sicuramente più giocabile. Qui inquadrati i Fioi del Sud, che hanno ricevuto un premio importante, il premio dalla scuola di tifo I Draghi, che da 15 anni si svolge qui al Palaverde, ma non solo per il basket, anche in tutta la provincia di Treviso nello sport di alto livello. Stiamo parlando di volley, stiamo parlando di rugby, stiamo parlando di pallamano e di calcio, di tanti altri sport. Si insegna il tifo pro e non il tifo contro. Cosa è successo? Che dopo 15 anni che c'è questa scuola di tifo, questo nuovo gruppo dei Fioi del Sud, che è un po' eredità dell'era Benetton, ma molto pochi sono quelli che erano già nel club, perché adesso ci sono famiglie, ci sono bambini, vanno in trasferta, erano in 200 anche nell'ultima trasferta a Ferrara. Cosa succede? Che tifano pro e non contro, non si sentono più i cori devi morire, non si sentono più cori contro gli arbitri, non si sentono più cori contro gli avversari. È una bella lezione, un bel premio quello dato dalla scuola di tifo dei Draghi ai nostri tifosi dei Fioi del Sud, e soprattutto un bel viatico per domenica, perché una partita che una volta era una partita a rischio, quella tra Fortitudo e Treviso, magari potrebbe essere una bella partita anche sugli spalti, ma con correttezza.
Sarà sicuramente una festa da un punto di vista sportivo, anche con le telecamere di Sky. Intanto si ricomincia sul parquet, l'uscita di De Nicolao che va a cambiare lato, sempre Preti che si apre, ha spazio per Ammoni che può colpire al tiro da 3 punti. Negri controlla il rimbalzo e apre l'azione, la prima azione di Treviso in questo secondo quarto. Gioca il pick and roll con Fabi sulla linea di fondo, extra pass per lo stesso Fabi, il capitano dalla punta, Agustin Fabi tripla e il capitano dimostra dopo la crescita di Brescia, nonostante gli acciacchi, ha già avuto una crescita a Brescia e già stasera vuole mettersi in partita, vuole dare un contributo ulteriore nella metacampo offensiva. Dall'altra parte ancora difficoltà per Imola nell'attacco contro la difesa di Treviso, ancora un tiro fuori dagli schemi, ancora un tiro non in ritmo per Imola che torna a faticare. Treviso ha colpito subito con un tiro aperto, un tiro pulito nella metacampo, prova a colpire nuovamente, questa volta Davide Moretti aveva spazio, anche lui è andato però a colpire a prendere il ferro, l'1 contro 1 poi da parte di Prato che illumina il taglio ancora una volta da parte questa volta di Ammoni che è andato ad appoggiare il canestro. Ed ora intanto un colloquio tra la terna arbitrale e il tavolo per un problema al tabellone. Ora 28-14 il punteggio. Si sta sistemando il tabellone, appunto 28-14 con una De Longhi che ha doppiato l'avversario, soprattutto dopo quel lieve calo di cui avevamo parlato a fine del primo quarto. È tornata subito con la testa nella partita in questo avvio di secondo e ha immediatamente colpito Imola. Però anche l'Andrea Costa sta giocando la sua partita. All'inizio i primi 8 minuti veramente da museo degli orrori per la squadra romagnola, ora con un bel contributo della panchina. Ora è entrato anche con il numero 4 Sgorbati, praticamente c'è dentro tutto il secondo quintetto e Ticchi dice se i titolari non vanno bene io me la gioco col secondo quintetto. Ora ci sarà da limare qualcosa in fase difensiva perché ok chiudere su Powell, ok raddoppiare sotto, però 4 su 5 da 3 concedere ai tiratori di Pillastrini è un po' troppo, quindi bisogna anche cercare di andare a proteggersi dai tiri da lontano della squadra capolista imbattuta del campionato. Però anche un merito chiaramente di Treviso che ha diverse alternative nel suo arsenale offensivo e chiaramente se tira con queste percentuali diventa veramente una squadra molto molto pericolosa. Hanno segnato in 2 di Imola, 6 di Hassan e 6, insomma hanno segnato in pochissimi di Imola, 3 giocatori, anche se il tabellone qua a Treviso sta impazzendo un po'. Vedremo ora se e in quanto tempo sarà risolto questo problema del tabellone che ora viene resettato e sarà dunque risistemato ex novo per ricominciare. 8 minuti e 34 da giocare più 14 Treviso che appunto domenica sarà ancora in campo appunto contro la Fortitudo che ha iniziato non bene come Treviso in questo inizio di campionato, ma sarà una sfida sicuramente molto molto particolare. Sicuramente hai vissuto i Benetton Fortitudo del passato e sicuramente sarà emozione soprattutto sugli spalti. Se devi dire... Sì, sinceramente io non caricherei la partita di particolari temi. È bello che queste due città, più che società, perché c'entrano poco le società attuali con quelle del passato, anzi quasi niente, siano tornate nel grande basket, perché il grande basket ha bisogno di piazze come Bologna, come Treviso, come Siena, come Roma, come tutte quelle che hanno fatto la storia. È giusto che ci siano e è bello che tornino. Dunque pronti a ripartire. Pronti a ripartire, anche se qui il tabellone è da 0-0, come vedete dalle inquadrature resettando della ora. regia di Alchimia Treviso, che ringraziamo.
Intanto i tifosi si divertono un po' in questo time out estemporaneo e ritorna anche il punteggio 28-14, non si ricicla da 0-0 e intanto si combatte sotto canestro. La partita sta salendo un po' di tono dopo i primi minuti dove c'era solo la De Longhi in campo. Ora anche la squadra ospite sta mettendo un po' di pepe nell'incontro e coach Ticchi giustamente continua praticamente col secondo quintetto, perché è quello che gli ha dato i risultati, è quello che ha giocato dall'8° minuto in poi un po' alla pari con la De Longhi, anche se il disavanzo iniziale pesa e peserà parecchio da qui alla fine. Ed è proprio Sgorbati, probabilmente uno degli ultimi della rotazione di Ticchi, a trovare questo taglio sulla linea di fondo che è andato, che gli ha regalato 2 tiri liberi. Cerca chiaramente di trovare un assetto su cui puntare per questo secondo quarto. L'allenatore di Imola, Sgorbati, non un po' per disperazione alla fine era un po' per disperazione, ha provato tutti, visto che all'inizio non andava bene niente, e adesso ha trovato, raschiando il fondo del barile, ha trovato qualcosa di gustoso. Infatti 28-15 continua la rimonta passettino dell'Andrea Costa Imola. Chiaramente anche nella preparazione della partita, come dicevi tu, le squadre, a maggior ragione in questo turno infrasettimanale dove il tempo per preparare una partita è inferiore, non è facile conoscere tutti i giocatori, non è facile andare comunque a preparare perfettamente ogni singolo giocatore della panchina, e qui Sgorbati, come Preti precedentemente, sta veramente cercando di dare una possibilità a Imola di tornare in partita. Treviso ora con Powell, il gioco sul piede perno, trova sul arco Corbett che ha i piedi appena dentro l'arco, vale 2 punti, ma è un canestro importante da un punto di vista psicologico per la De Longhi. È importante perché si erano messi a zona per la prima volta quelli di Imola e subito è arrivato un tiro da fuori, anche se non con una circolazione eccelsa, ma quando alla prima azione di zona subito metti il tiro da fuori, insomma chi ha cominciato a fare la zona dice ma cavolo. Sicuramente non un'iniezione di fiducia per la zona di Ticchi, anche se appunto il fatto che sia arrivato un tiro così estemporaneo può essere comunque un fattore favorevole per la squadra ospite, che ora è tornata in lunetta, sta cercando di entrare definitivamente in questa partita ed è ancora una volta dalla lunetta Preti a tornare a dare punti ai suoi. Un Preti che sinora è stato veramente determinante, già 7 punti per lui, 7 punti di voglia e di energia, probabilmente quello di cui ha bisogno Imola in questo inizio di partita, anche se va a sbagliare il secondo tiro libero. Alzata per Powell, canestro e alley-oop completato dalla coppia Fantinelli-Powell. Una classica, quanto ci fanno divertire sti due. Una classica, perché se guardi le azioni, gli highlight, le prime 10 azioni della settimana della A2, c'è sempre un'alzata di Fantinelli e una schiacciata di Marchon. Powell, che al suo secondo anno in Italia è sempre più concreto. 32-18, dicevi di Jacopo Preti, 1,6 punti a partita finora in 8 minuti di utilizzo. Adesso è in campo già da 5 minuti per il discorso che facevamo prima, 7 punti e 3 rimbalzi, non male Jacopo. Si torna da Powell raddoppiato, va comunque ad alzare il pallone, Fantinelli recupera il rimbalzo, vorrebbe aprire il pallone sull'arco, trova Rinaldi che non rifiuta il tiro, si alza Tommaso Rinaldi, opposizione a Powell che dà un'occhiataccia all'arbitro, non viene ravvisato nessun fallo, campo aperto per Imola, sbilanciata Treviso che dimentica sull'arco ancora una volta Sgorbati che batte sul primo palleggio Powell. Sgorbati e Preti, gli ultimi della rotazione di Imola, stanno veramente dominando l'attacco di Imola e stanno dando filo da torcere a Treviso. Con Carvel, Henderson e con Washington confinati in panchina, e noi siamo contenti perché facciamo sempre un po' il tifo in questo campionato dove ci sono tanti italiani, per vedere gli italiani che giocano bene. Anche Sgorbati di solito gioca pochissimo e segna ancora meno, e questa partita ha fatto bene. Ora rientra Washington per un quintetto dell'Andrea Costa che è ancora molto lontano dal quintetto base, che aveva iniziato molto male questa partita. È rientrato anche Ancelotti che va a contendere il rimbalzo
Viene però nuovamente assegnata la rimessa alla squadra ospite, che dunque avrà altri 14 secondi per attaccare la rimessa nelle mani di Sgorbati. Movimento sull'arco, la palla però arriva soltanto con un lob nelle mani di Preti, che gioca il pick and roll insieme a Sabatini fino in fondo. Sabatini perso da Moretti, che però riesce a tornare sul giocatore ex Virtus, e chiaramente c'è il campo aperto per Moretti, che quando vede la possibilità di andare fino al ferro non ci pensa due volte. Non male il ball handling di Davidino Moretti. Avete visto come abbia puntato l'avversario all'ultimo momento, questo crossover che ha ubriacato letteralmente il difensore. Non è ancora in bonus nessuna delle due squadre. 32-18, resta a 14 il vantaggio della De Longhi, con 6 minuti da giocare in un secondo quarto molto meno scintillante per la squadra di coach Pillastrini. Sono rimasti 14 punti di vantaggio. Probabilmente anche fisiologico un calo, ma frutto anche appunto chiaramente di una ritrovata energia da parte di Imola, che quando può corre in campo aperto. Nelle ultime due azioni è riuscita, e qui Treviso si è fatta trovare impreparata. Sono arrivati 2 tiri liberi per l'espertissimo Patricio Prato, che qui a Treviso l'abbiamo visto tante volte, e ora ci ritorna in A2 e ora in lunetta. 5 minuti e 43 dall'intervallo, più 14 per Treviso. Prato inquadrato in lunetta, va a sbagliare il primo tiro libero. È il capitano dell'Andrea Costa con i suoi 36 anni, anche lui un passato fortitudino ce l'ha, e quindi anticipa un po' la partita di domenica. E intanto il secondo lo sbaglia per Prato, quindi non un percorso proprio nettissimo ai tiri liberi, e si resta con 14 di vantaggio, e questa difesa a zona che non è proprio che l'abbia digerita benissimo finora la De Longhi. Ancora Anderson prova a mettersi in partita. Ancelotti vuole spazzare il pallone, arriva però il pallone ancora nelle mani di Imola, e Treviso sta cercando di ritrovare quella fluidità che le aveva permesso precedentemente di andare su un vantaggio veramente importante. È anche fisiologico però che la partita si stabilizzi. Sì, un campanello d'allarme a fine del primo quarto c'era stato, quando un paio di palle perse della De Longhi che denotavano un piccolo calo di concentrazione. La panchina di Imola a sorpresa ha riequilibrato un po' la partita, e adesso sono tornati praticamente tutti i titolari per coach Ticchi, e vediamo cosa ne viene fuori. Però guardate qui, quando va in velocità, prende rimbalzo comodo e può correre, veramente la De Longhi ha degli atleti. Corbett, Negri, Fantinelli possono fare il campo in un paio di secondi, e ti trovi subito a dover raccogliere la palla dalla retina, e non c'è Powell, che di solito arriva per la schiacciata. Corbett, che qui ha fatto vedere anche le sue grandi doti di passatore, non si notano spessissimo. Chiaramente l'occhio va spesso e volentieri alla grande capacità realizzativa. Intanto rientra Maggioli, dunque prova a ritornare con il quintetto usuale coach Ticchi, a vedere se il quintetto pressoché titolare di Imola può restituire un po' di fiducia e soprattutto un po' di ritmo nell'attacco, ma se si sbagliano anche i tiri liberi diventa veramente difficile. Sì, non benissimo i tiri liberi finora la formazione ospite. Ora va a segno il buon Washington. Le statistiche non sono aggiornatissime, poi vi daremo il parziale. Nel primo quarto non aveva tirato neanche un tiro libero Imola. 34-19 più 15, 4,50 da giocare prima del riposo. È tornata a uomo da qualche azione Imola, e ha ricomposto anche la sua coppia di torri con Michele Maggioli e Washington. La penetrazione di Negri, che subisce fallo, forse proprio di Maggioli, no. Eccolo qui inquadrato Michele Maggioli, che qui al Palaverde ha avuto fino a un paio di stagioni fa, giocava la sua attuale
compagna, ma non a basket, a pallavolo, Raffaella Calloni, che era la capitana dell'Imoco Volley Conegliano, che gioca qui al Palaverde. Una bella coppia, 2,12 m lui, 1,90 m abbondanti lei. Due grandi atleti e anche due grandi personaggi. Tra l'altro Maggioli, giocatore di Pillastrini, l'ha avuto a Pesaro tanti anni fa, addirittura hanno giocato l'Eurolega insieme. Poi Maggioli una grande carriera in A2, soprattutto dalle sue parti, Iesi e dintorni. Ed è proprio Maggioli a ricevere il pallone, alza il gancio su Ancelotti, anticipa il tiro e trova il canestro del -14, 35-21. Fantinelli vorrebbe andare fino in fondo, grande finta di Fantinelli che però va a commettere lui stesso il fallo. Sarebbe da rivedere questo, se abbiamo l'immagine, perché c'era una sbracciata di Maggioli e una sbracciata anche di Fantinelli. Rivediamo. Può starci il movimento di Fantinelli, non era propriamente limpido, ha fatto un po' di gancio, e dall'altra parte Washington e Rinaldi si spintonano, e questa volta ha ragione anche in questa occasione l'arbitro per questo fallo. Ricordiamo anche i tre arbitri: Bongiorni, Martellosio e l'esperto Ursi, che infatti va, intanto gli dice non toccarmi, perché non è che sia proprio permesso fare questo, però questi segnali, il fallo di Fantinelli, il fallo di Washington, denotano che la partita c'è, che Imola ha capito che può provare a giocarsela, e di certo le facce di quelli di Imola non sono quelle della scampagnata del giovedì che avevamo visto nei primi minuti. Certamente no, Treviso brava a tenere fuori dalla partita i migliori giocatori di Imola, non riesce però a concretizzare in questa azione offensiva. Contropiede con Henderson che viene ben chiuso, viene concesso un altro tiro sull'angolo a Hassan, va corto sul primo offerto. Treviso non ha concesso il facile tiro a Henderson, tanto dall'altra parte altra magia di Corbett. 37-21 per Corbett, sono 9 punti. E oggi potrebbe anche scapparci il sorpasso nella classifica marcatori di Corbett ai danni di Carvel Henderson, se continua così. Comunque più 16, tiene il vantaggio la De Longhi. Imola deve fare qualcosina di più, e Hassan magari fare qualcosa di un po' diverso che continuare a martellare da 3 punti, anche se è la cosa che sa fare meglio. È la sua arma, è ciò che Treviso presumibilmente gli sta anche concedendo, perché sta tenendo molto bene fuori dalla partita Henderson con il lavoro di Fantinelli e di Negri. Washington prova ad attaccare e va a prendersi il fallo di Tommaso Rinaldi. Henderson escluso dal gioco, no, è una brutta notizia per coach Ticchi. Gli altri magari hanno un po' più di libertà, come hai detto giustamente Mario, soprattutto Assam prende i tiri praticamente con nessuno davanti. È giusto che continui a tirare, però deve anche segnare. 2,44 da giocare, allunga la sua rotazione coach Pillastrini, giocando 3 volte in una settimana e col capitan Fabi che ha questi problemi alla schiena che vanno e vengono. Dentro Dorde Malbasa, giocatore che è con Treviso Basket da 3 anni, dalla nascita di Treviso Basket nel 2012, ha giocato in promozione, ha giocato in DNB, ha giocato in Silver e adesso gioca anche in A2. E lo spazio se lo sta meritando. Sabato a Brescia è stato determinante per l'ultimo canestro di 14 Corbett. secondi 14 spesi bene. Secondi spesi ottimamente da Pillastrini. Sulla rimessa allo scadere, alla fine del secondo quarto, è andato a intercettare il pallone, ha servito la palla a Corbett che ora prova a rimettersi in ritmo. Mismatch, cambio difensivo accettato da Washington che gli sporca il pallone, perfeziona il recupero Henderson che però deve restituire il pallone a Treviso, e Corbett va con il tiro da 3 punti che non va. Malbasa. E proprio Malbasa va a controllare il rimbalzo, riapre per il tiro da 3, Moretti non va. Questa volta George non riesce a catturare un altro rimbalzo offensivo con Treviso che però è molto brava nella transizione difensiva, dimentica sull'arco il tiratore, un tiratore pericoloso che può mettersi in striscia come Sabatini. Bene per Treviso che non abbia trovato il fondo della retina, pick and pop con Malbasa che poi va verso il canestro. Corbett non riesce a ricevere l'end-off di Ancelotti, nemmeno il backdoor per Moretti, e poi arriva la palla persa.
sono ragazzi, può succedere. Bravo Davide anche Moretti, sai, chiaramente. c'è anche il papà che lo sta guardando, un po' di emozione l'avrà anche lui in questo palazzetto dove lui ha vinto quest'estate. Prima di arrivare alla De Longhi ha vinto con la sua Pistoia il tricolore under 17, più 15 ancora per la De Longhi, 1:33 da giocare prima dell'intervallo lungo. E attenzione, udite udite, arriva il canestro, forse è il primo di Carvel Henderson. Ed è il meno 13 per Imola, 1 minuto e 20 da giocare nel secondo quarto, poi sarà intervallo, vuole rifarsi Corbett, va a giocare il pick and roll con Malbasa, rimane con lui Henderson, si va con la virata, il passaggio per Ancelotti, corto sul primo ferro, Henderson molto molto aggressivo sulla Marshall Corbett, che chiaramente dopo il canestro precedente dello stesso Henderson ha voluto provare era 0 la su 7, risposta. Henderson ha messo il suo primo canestro, e attenzione perché i cannonieri quando segnano il primo poi tendono a segnarne anche altri. Adesso vediamo, perché c'è Corbett su di lui in un duello tra i due bomber designati di questa. Viene in mente l'ultima due. partita proprio Eccolo qui qua. alla Palaverde, Gueye che nel terzo quarto infilò una serie impressionante di triple, poi per fortuna Treviso è riuscita a vincere quella partita, ma insomma c'era stata una certa difficoltà. Malbasa vede il buco verso il canestro, lo fa Sì. però con una partenza viziata all'infrazione ai passi, e intanto ora arriva Non gli il sembrava time vero. out. Guarda qua, si è aperto il Mar Rosso e ha detto io mi butto, però non era benissimo coordinato. Presumibilmente già la ricezione era viziata da un'infrazione di passi, perdonato agli arbitri che non le hanno però concesso quella partenza dove ha cambiato nuovamente il perno. 39 secondi da giocare nel secondo quarto, 37-24 dunque sul tabellone, partita che dopo un inizio molto positivo per Treviso si sta riaprendo, e secondo me il secondo tempo potrebbe essere pericoloso per la De Longhi, perché chiaramente sarà importante, Mario, il terzo quarto, perché qui ora c'è un possesso per l'Andrea Costa, e ci sarà la possibilità addirittura di arrivare a un divario attorno ai 10 punti, e per come era iniziata, se pensiamo che a un certo punto eravamo 25-6, per come era iniziata, mentre abbiamo visto Powell Junior inquadrato in tribuna, i figli di Corbett invece, uno è sicuramente in curva sud, perché ormai l'hanno adottato i Fioidi a sud, per dirvi come sia una grande famiglia questa De Longhi, dove il presidente e i tifosi e gli sponsor vanno in trasferta insieme, fanno il tifo insieme, e anche i parenti dei giocatori. Attenzione, ultimi 39 secondi prima del riposo. li gestisce Sabatini, cambio accettato da Corbett, va Amonia a lavorare dal palleggio, cambio di lato per Henderson, chiaramente prova a cavalcarlo Imola, l'aiuto da parte di Malbasa, non c'è lo spazio per lo scarico, infatti Negri va a recuperare il pallone, vuole andare fino in fondo, canestro e fallo di Matteo Negri, dal possibile meno 10 al possibile più 16 per Treviso. Era un po' di tempo che Imola, forse dal primo quarto, che Imola non provava questo tipo di azione, andare in area e passare la palla in spazi stretti. Le spaziature sono importanti, e soprattutto con una difesa come quella di Treviso, che piuttosto ti lascia tirare da fuori. In quel caso Henderson, invece che cercare un passaggio ravvicinato, doveva buttarla fuori per qualche tiratore. Questo è costato a Imola, dalla possibile palla del meno 11 ripiombare a meno 15, e con 20 secondi da giocare c'è anche la possibilità del gioco da 3 punti per Matteo Negri, che si dimostra in grande crescita. Anche lui ha avuto tanti problemi fisici a inizio stagione, e ora, dopo la grande partita di Brescia, è già a 6 punti anche stasera. 10 secondi dunque per Imola, è entrato anche Paolo Busetto in questo lavoro, dove chiaramente ci sarà da cambiare su ogni blocco. Henderson contro Busetto, un lavoro difficile per Busetto, arriva l'aiuto di Malbasa che impedisce il canestro, e ancora una volta Malbasa, grandissima azione. Bravissimi. 2 minuti e 14, forse era anche lì quel 14 sul cronometro
per George Malbasa, che ha fatto veramente 2 minuti ottimi, dimostrazione della profondità della squadra dei Pilastrini. Dimostrazione che tutti sanno quello che devono fare quando entrano in campo, però hai notato, in area non si segna, nell'area della De Longhi non si segna. Se andiamo a vedere le percentuali, ma soprattutto le palle perse, ci sono già 12 palle perse per la formazione di Imola, che ha tirato con il 43% da 2 e con il 14% da 3, 2 sole bombe segnate entrambe da Assam. Dall'altra parte invece una De Longhi che tira col 50% dal campo, è la squadra che tira meglio da 2 e è la squadra che fa più assist, ma con tanto divario rispetto alla seconda, perché ha circa una ventina di assist a partita, e questo vuol dire una qualità di gioco pazzesca, perché 20 assist a partita sono tanti, e in più oggi tira anche da 3 bene col 50%, 4 su 8, quindi direi che il vantaggio è pienamente meritato, 40-24, però Imola in 39 secondi si è beccata un parziale importante, perché poteva chiudere a -10, invece è rimasta molto sotto, 40-24. Finisce dunque il secondo quarto, più 16 per Treviso, che ha giocato una ottima partita nel primo quarto, una buona partita nel secondo, e dunque va all'intervallo con una certa sicurezza da difendere nel secondo quarto. Ora una pausa, poi ci risentiamo per il secondo tempo di Treviso-Imola. Bentornati dunque alla Pala Verde per il terzo quarto di Treviso-Imola, 40-24 in favore di Treviso. Dopo 20 minuti di gioco, un 40-24 che racconta il divario soprattutto del primo quarto, in cui Treviso ha dominato letteralmente la partita, 25-12 per la De Longhi, che era partita veramente con un parziale clamoroso, e chiaramente quel parziale ha condizionato una sfida che è in salita da allora per Imola. Imola che ha trovato la capacità, la forza di entrare in partita con la panchina, con i punti di Preti, con i punti di Sgorbati, e da lì la partita è iniziata definitivamente, che ora è ricominciata nel terzo quarto di gioco con l'errore di Fantinelli. Prova a mettersi in partita Henderson, lo spazio liberato per Maggioli, è il suo tiro, solo rete per Maggioli, che dunque apre le marcature nel terzo quarto di gioco. Meno 14 per Imola, che ha creato molto bene questo spazio per Maggioli. Prova a rispondere Corbett, c'è però il fischio della terna arbitrale. Corbett ha calpestato la linea, Imola torna in attacco. A Imola serve Maggioli, a Imola serve Henderson, hanno segnato 6 punti in 2, e loro che assieme a Washington sono un po' le frecce più acuminate nell'arco di Coach Ticchi, e adesso vediamo se dopo l'intervallo entrano in partita anche loro per riequilibrare un po' un match che per ora, fin dalla prima azione, è incanalato dalla parte dei padroni di casa, della capolista De Longhi. Henderson prova definitivamente a mettersi in partita, Treviso però chiude molto bene l'area e deve tornare a giocare, a ricominciare andando da Washington. Tiro molto difficile che si arrampica sul ferro, il pallone viene poi riconquistato da Marshawn Powell. 40-26, 8 minuti e 50 da giocare. Powell sfidato al tiro, non prende la conclusione, va nel lato destro per Fabi, che trova proprio in gomito Ancellotti. Anche lui viene battezzato al tiro, ma questa volta punisce il diretto avversario. 42-26 per Treviso dunque, che ha segnato con Ancelotti. Ora in difesa su Maggioli, si rinnova dunque il duello nella metà campo difensiva di Treviso. Utilizza un po' troppo, eccessivamente le mani evidentemente Ancelotti. Secondo il giudizio arbitrale c'è il fallo per il giocatore emiliano, che è andato, rivediamo qui, ad usare in modo improprio la mano, andò a cercare il braccio destro da parte del giocatore ospite. Rientra intanto De Nicolao, dunque cambio in cabina di regia. Su di lui c'è Corbett, mentre Fantinelli rimane incollato a Henderson nel tentativo di non farlo ancora entrare in partita, finta di andare verso il canestro, poi scarica
verso Hassan Mazzoli, che ritrova poi il pallone grazie all'ottimo lavoro di Washington, che è andato a conquistare il rimbalzo e poi ha trovato l'assist per il quarto punto consecutivo da parte di Mazzoli. Attenzione che Mazzoli ha deciso di iniziare a giocare e la partita lì sotto il canestro almeno si può sicuramente riequilibrare, mentre insiste con la zona l'Andrea Costa e questa volta ha ragione, perché Corbett non trova il bersaglio grosso. Un tiro relativamente buono comunque per Treviso, ora in difesa ancora da Mazzoli, prova a mettersi ancora in partita, cambio lato con Henderson che ha spazio per prendere il tiro da 3, solo rete per Henderson, e attenzione perché è un tiratore che può entrare in partita e se diventa infuocato può dare più di qualche problema alla De Longhi sul più 11, lavoro dal palleggio di Fantinelli, da Corbett a Ancelotti, 1 contro 1 ancora, si rinnova il duello, si butta indietro Ancelotti, non va al canestro e può andare addirittura alla singola cifra di disavanzo la squadra di coach Ticchi. Ancora Henderson da 3, meno 8, partita riaperta. E quando segna la prima sicuramente poi si mette in ritmo. 2 azioni belle per Imola, forse le 2 più belle azioni di tutta la partita da parte della squadra di Ticchi, una bella circolazione di palla, una transizione con un tiro nei primi secondi e dall'altra parte una bella difesa che mette in difficoltà la De Longhi. Recupera palla Imola, attenzione, 8 di vantaggio per la De Longhi, però la palla ce l'ha Imola e Henderson dimostra anche, eccolo qua, perché gli streak shooters, i tiratori seriali, i tiratori di striscia non vanno fatti accendere. La De Longhi l'ha fatto accendere improvvisamente e lui con 3 bombe ha riaperto la partita e questo poteva starci. Abbiamo detto che bisognava per Imola che giocatori come Maggioli e Henderson si prendessero sulle spalle il peso della squadra. E guardate qui, Henderson ha un po' di spazio e dopo che ha segnato la prima e la seconda prende fiducia, mette anche la terza bomba consecutiva, sale in doppia cifra ed ora la partita è completamente riaperta. Treviso aveva 19 punti di vantaggio all'8° minuto, ora ne ha 5 con 16 minuti da giocare. E Henderson sale in doppia cifra ed è l'unico giocatore in doppia cifra della squadra di Imola in questa stagione sinora a livello di medie, 21 punti e 8 per lui sinora in questo campionato, ed è lui che crea dunque il break di Imola che torna a contatto. 5 punti con 9 punti in 2 minuti per in un amen assolutamente, dopo i 2 punti del primo tempo in cui Treviso l'aveva contenuto molto bene, il lavoro impeccabile da parte di Fantinelli e di Negri, e appunto Fantinelli è un ragazzo le cui doti difensive passano in secondo piano vista la leadership che ha in attacco, però spesso e volentieri coach Pilastrini gli affida compiti di difesa molto rilevanti nelle partite. È una sentinella importante, si è distratto per un paio di azioni e subito, guardate qui come si sta complicando la partita. Carvel Henderson, secondo anno per lui a Imola, è uno che tira sopra il 50% da 3 in questo campionato, quindi queste 3 bombe non sono venute per caso, era un caso quello dei primi 20 minuti, però questi tiratori qua c'è poco da dire, se uno tira col 50 e passa per cento da 3 non devi lasciarlo tirare, questo era successo nei primi 2 quarti. Adesso ha preso i tiri e guardatelo lì, prende fiducia tutta la squadra emiliana, non romagnola, avevi ragione tu. 42-39, 6 minuti da giocare. E chiaramente la squadra di Treviso si concentra su Henderson, chiaramente la difesa è più focalizzata sul tiratore imolese che è entrato definitivamente in partita e si creano spazi per gli altri. Sotto canestro Treviso deve concedere qualcosa di più e sembra incredibile, ma Imola è sotto di 3 a 6 minuti dalla fine del terzo quarto. Treviso deve ricostruire tutto, deve ricostruire veramente la partita e prova a farlo con Fabi che lavora dal palleggio, cambio di lato ad andare da Ancelotti sotto canestro, fischio della terna arbitrale, infrazione ai passi di Ancelotti, l'errore di Ancelotti, ma è il risultato di un'azione offensiva molto molto statica per Treviso. La De Longhi è frastornata, prima andava tutto bene anche perché Imola era arrendevole, ma Imola l'ha dimostrato perché ha vinto finora 4 partite sulle 6 giocate e una l'ha persa di 1
allo scadere, perché è una squadra piena di talento, piena di giocatori che sanno il fatto loro, ed ora con il risveglio di Maggioli e Henderson la partita si è nettamente riequilibrata. L'ha capito anche il pubblico del Palaverde, e guardate qui come la differenza di approccio di questo terzo quarto tra le due squadre si vede anche da questo rimbalzo. Poi sbaglia Imola, però la partita è molto diversa, e la forza di un ambiente, di un palazzo come il Palaverde e di un pubblico che è il sesto uomo davvero in campo. Momento di difficoltà, tutti in piedi e pandemonio al Palaverde con 15 minuti da giocare e solo 3 punti di vantaggio per la squadra di coach Pillastrini. È rientrato Rinaldi per contenere Mazzoli, un duello interessantissimo sotto le planche. Intanto però arriva un'altra palla persa da Treviso, che chiaramente è in un momento difficile soprattutto dal punto di vista mentale. Dicevo, il duello sotto canestro, Ancelotti ha avuto qualche difficoltà con Mazzoli, ora rientra Rinaldi e sicuramente sarà un aspetto della partita da tenere sott'occhio. Esce Fantinelli dopo questa palla persa dentro il baby Moretti, e magari la sua incoscienza potrebbe servire in un momento chiave della partita. Abbiamo detto sarà decisivo il terzo quarto, se lì Imola torna sotto si riapre la partita, e invece è successo proprio così, ed ora si innervosisce anche un po' la De Longhi. Il problema delle partite che iniziano troppo facili, se vai sopra di 20 nei primi 5 minuti ti sembra tutto facile, e poi ti aspetti che la partita venga vinta automaticamente, che gli avversari stiano lì a guardarti giocare, e invece se l'altra squadra si risveglia poi sai, bisogna riallacciarsi le scarpe 2 volte, rivincerla 2 volte. Vediamo come va, e intanto c'è un'infrazione di passi. Per Treviso c'è un'ulteriore complicazione, è stato il quarto fallo di Marson Powell, dunque 2 falli in un amen per Powell. Chiaramente per Treviso servono delle alternative, e infatti coach Pillastrini ha deciso di abbassare il quintetto con Agustin Fabi da 4 tattico, una situazione di emergenza con l'assenza di Enrico Vali, che poi appunto è stato tagliato dalla società trevigiana. Dunque per Treviso in questo momento 3 lunghi di ruolo più Malbasa, e chiaramente Agustin Fabi che ha un ruolo molto importante come 4 tattico. Qui però è Negri, che già sabato era stato molto importante a dare la scossa alla squadra in quel di Brescia, e qui in un momento di difficoltà prende in mano il pallone, decide di attaccare il ferro e va a prendersi 2 tiri liberi. Sì, è andato un po' all'avventura, qui gli è andata anche bene, perché ha trovato il fischio favorevole con Assam, che forse poteva anche lasciarlo tirare, non sembrava un tiro propriamente in equilibrio, e Matteo Negri sale a quota 9 punti, dimostrando che il ragazzo bolognese è tornato quello dello scorso anno. Ha avuto tanti problemi, è saltato praticamente tutto il precampionato per un problema a un piede, si è allenato a scartamento ridotto per tante settimane, ed ora sta ritornando in forma, lui che fa della potenza fisica, visto il fisico non propriamente da corazziere, la sua arma. Eccolo qui Moretti, e per la gioia di Papà Paolo va a mettere un canestro rilevante, perché in un momento così riesce a fare una cosa tanto importante. Guarda qui il recupero. È questo un aspetto che risalta agli occhi del giocatore trevigiano: talento ma soprattutto personalità. È capitato, viene in mente a Ferrara, quelle 2 triple consecutive, è capitato qui nell'ultima sfida casalinga con quella tripla che nel momento di difficoltà aveva riacceso Treviso. Un ragazzo che sta crescendo soprattutto in regia, ma la personalità veramente si nota in maniera clamorosa. Sì, ha fatto questo blitz, ha recuperato un pallone che vale oro. Qui sono i canestri che avevano portato a -3 la squadra ospite, però la forza della capolista. -3, time out, uscita dal time out, +7, ed ora Ticchi prova nella partita a scacchi tra i 2 allenatori a fermare il gioco, per dire: ragazzi, siamo arrivati a -3, adesso non lasciamoci di nuovo sopraffare dalla squadra di casa, perché sembrava aver trovato un po' la chiave la squadra di Imola, e invece
la forza mentale della capolista, aiutata certamente anche dal suo pubblico. Abbiamo appena rivisto il canestro di Ancelotti, ora in panchina Treviso con una situazione falli molto difficile sotto canestro, dunque da tenere sotto osservazione con i 3 falli di Rinaldi, ora in difesa su Mazzoli, 4 di Powell. Mazzoli vuole andare con l'azione personale, la taglio sulla linea di fondo da parte di Hassan, che questa volta è andato di Prato, che è andato a coprirsi con il tabellone per segnare il -5, l'uscita di La Marchal. Corbett si torna poi sul lato sinistro, ancora la zona da parte di Imola sotto il canestro, sulla palla per Rinaldi che prova un'improbabile conclusione, sulla successiva deviazione perde il pallone, ancora la zona di Imola. Brutta scelta per Tommy Rinaldi che va dentro l'area, erano in 5 maglie rosse dentro l'area, ha provato un passaggino di 50 centimetri invece di scaricarla fuori dove c'erano appostati sul perimetro Fabi, Moretti e Corbett, che avrebbero avuto molto spazio per tirare, e con un quintetto basso allargare il campo dovrebbe essere la mossa vincente per la De Longhi, che ora trova un altro fallo difensivo di Capitan Fabi, terzo fallo per Agustin Fabi. Fabi 3, Rinaldi 3, Powell 4, problemi di falli per i lunghi, veri o finti che siano, della squadra di casa. Ma sempre di lunghi si tratta, in una situazione di emergenza, tiro da 3 punti che non va, l'ottimo rimbalzo di Moretti che lancia in campo aperto Negri, canestro e fallo di Matteo Negri, ma il capolavoro è di Moretti. Però intanto storie tese tra Corbett e Amoni, ora il dialogo. Ecco qui che personalità Moretti, che passaggio rischiosissimo, l'ha anche sfiorata il difensore, ma se si vuole spingere questo è il modo per ricacciare sotto Imola, e il contropiede dà canestro facile e in questa occasione dà anche la possibilità di andare al gioco da 3 punti per un Matteo Negri, trascinatore, miglior marcatore della partita, 12 punti, va per 13 e lo mette Matteo Negri. 49-41 per Treviso, 3 minuti e 16 da giocare nel terzo quarto, il duello De Nicolao Moretti, ancora chiaramente Negri francobollato a Henderson e questo dà ulteriore forza al suo lavoro e va a recuperare il pallone, la deviazione con il piede e la deviazione è di Henderson, dunque palla recuperata di Negri che è il migliore marcatore ma sta facendo un lavoro altrettanto importante in difesa. Carico come una molla Matteo Negri, qui Henderson scivola, poi c'è l'infrazione di piede abbastanza netta di Carvel Henderson, che non so se al college abbia giocato anche a soccer, a calcio, ma qui ha fatto un intervento da difensore sul tentativo di partenza. Ecco, questa sembra la curva, ma sono i centrali, i super centrali anzi, quindi per farvi capire com'è l'atmosfera del Palaverde. 4.351 spettatori anche questa sera, e vi dico che se avessimo una telecamera fuori del Palaverde come hanno in NBA, che hanno quelle telecamere che inquadrano il palazzo dall'alto, si vedrebbe come la serata non è proprio di quelle che stimolano a uscire di casa. Assolutamente no. Però 4.003 e il pubblico di Treviso veramente non finisce di stupire, in casa o in trasferta, veramente fantastico. 3:04 da giocare, più 8, partita ancora viva, perché mancano 13 minuti e 4 secondi. Diciamo che contro la nebbia è stata importante la vittoria di Brescia, che ha confermato il momento molto positivo della De Longhi, che se aveva magari vinto qualche partita considerata più semplice sulla carta nelle prime 5 partite, poi è andata a vincere in quella di Brescia, in un campo molto difficile. Ora ostacola per giocare contro la difesa a zona schierata da Imola, va con il pareggio Moretti, prova a cercare un passaggio molto complesso per Rinaldi, l'autostrada verso il canestro di Washington che sbaglia presumibilmente la cosa più facile, il rimbalzo recuperato da Fabi, e Treviso nella metà campo offensiva. Moretti sul blocco di Rinaldi, spazio per Fabi che spara la tripla importante per attaccare la zona di Imola, non va la tripla del capitano e Prato non accenna a rallentare i ritmi.
in penetrazione Patrizio Prato, a rallentatore però con l'esperienza è andato a trovare questi 2 punti. Se sai giocare, se hai tecnica come ha l'italo argentino, puoi anche andare un po' più piano degli altri, ma alla fine il canestro lo trovi. Prova ancora da 3 Corbett, attenzione, sono già 0 su 6 da 3 in questo quarto per la De Longhi, che aveva iniziato alla grande la partita nel tiro da lontano e ora non segna più. Segna invece Prato e ritorna a meno 3, tiro veloce di Imola, che ora non ci pensa più tanto, va di là, è il primo tiro buono che ha, lo prova a mettere per non schiantarsi sulla insidiosa difesa di Treviso. Corbett da 3, anche lui va a sbagliare, Treviso fatica nel tiro da 3 punti, dall'altra parte invece c'è una squadra che al tiro da 3 punti spesso e volentieri fa molto bene, questa volta però fintando il tiro da 3 con un'esitazione, poi va fino in fondo Prato e con la sua esperienza ha messo 7 punti consecutivi, meno 1 e 1 minuto e 20 a giocare nel terzo quarto, partita apertissima, Treviso sempre in difficoltà contro la zona schierata da Ticchi, l'uscita di Corbett non vista, non servita da Moretti, che poi va nel cuore dell'area, alza questo arcobaleno che viene rifiutato dal ferro e Imola ora, quando si entra nell'ultimo minuto del terzo quarto, ha il pallone per andare in vantaggio, lo spreca però con la palla recuperata da Treviso, alzata per Corbett, Moretti Corbett, giocata spettacolare, accademia anche in un momento così importante. Moretti certo non ha avuto timore ad alzare un pallone così spettacolare in questo momento della partita. Corbett invece va a commettere fallo e sarà lunetta per Imola. Si è esaurito il bonus infatti per la De Longhi, che è in vantaggio 51-48 con 37 secondi sul cronometro. Moretti di certo ha spinto, ha accelerato il ritmo da quando è entrato al posto di Fantinelli. Guardate qui che bella questa alzata per la Marshall Corbett, che raggiunge anche lui la doppia cifra, 11 punti per lui, però il parziale è impressionante di Imola, perché da quel 25-6 ci sono 26 punti della De Longhi dall'8° minuto in poi e ce ne sono 42 dell'Andrea Costa Imola, che se la partita fosse iniziata all'8° minuto avrebbe un vantaggio abissale. Per dirvi com'è il basket, neanche sopra di 20 puoi stare mai tranquillo. E soprattutto dopo quell'inizio clamoroso, partita riaperta grazie anche a Prato, che torna in difesa e chiama la difesa a zona. Intanto è rientrato Giorgio Malbasa per questi ultimi 37 secondi del terzo quarto, prima del rush finale. 37 secondi che si giocheranno con Treviso avanti di 2 lunghezze e quintetto che agisce dalle mani di Davide Moretti, l'uscita in angolo per Negri, la palla sotto che non arriva da Agustin Fabi, si ritorna invece a Moretti, il taglio per Malbasa che va a sbagliare però il tiro da sotto canestro. E ora a 20 secondi dalla fine del terzo quarto c'è il pallone nelle mani di Imola che presumibilmente andrà fino in fondo, cambio difensivo accettato da Giorgio Malbasa, che rimane molto bene con Prato costretto a fermare il palleggio. Si va dunque da Sabatini che va nel cuore dell'area, il tap-in di Washington e finisce il terzo quarto parità sul 51 pari. Dunque maxi supplementare al Palaverde. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Proprio così. Erano 14 all'intervallo, erano 19, avevamo detto all'8° minuto, e guardate qui l'esperienza di Maggioli all'inizio di questo terzo quarto, poi la fiammata di Carvel Anderson, poi gli 8 punti consecutivi di Prato, ora questo tap-in vincente di Washington e i grandi assenti non pervenuti dei primi 20 minuti per la squadra ospite si sono iscritti alla partita. È bastato poco per tornare pari, 51 pari. E quanto importante, Mario, sono stati quei minutini giocati dalle riserve, dagli ultimi uomini della panchina di Ticchi, in un momento in cui non funzionava niente per Imola. Loro hanno riportato la partita su binari accettabili, cioè hanno tenuto il disavanzo non sopra i 20 punti, ma l'hanno tenuto sui 14, 12, 13, 14 punti, e col loro sforzo hanno permesso anche poi ai titolari di ritornare
in carreggiata, 51 pari, e allora la partita difficile che ci si aspettava sta arrivando e arriva negli ultimi 10 minuti. Molto spesso i giocatori della De Longhi, sia l'anno scorso, visto che il gruppo è quasi lo stesso, che quest'anno, hanno detto: noi se abbiamo un difetto è quello di non riuscire ad ammazzare le partite. Se siamo sopra di 15, ecco qui intanto Andrea De Nicolao, il fratello del Francesco, lui Andrea ex della Benetton, ora gioca a Reggio Emilia dopo l'anno di Verona. Dicevamo quanto spesso i ragazzi di Pillastrino hanno detto: abbiamo un difetto, non sappiamo ammazzare le partite, se siamo sopra di 15 dobbiamo andare sopra di 25, invece spesso poi ci complichiamo la vita da soli. Questo è un po' il paradigma di quello che dicono i ragazzi, ma visto che loro lo sanno, vediamo se sanno anche come venirne spesso fuori. Così, spesso che nell'ultimo quarto il fattore palaverde è risultato determinante, speriamo lo sia anche stasera per Treviso, ritornando a quei giocatori delle rotazioni di Imola determinanti. Questa sera Preti e Sgorbati, 8 minuti per Preti, 5 per Sgorbati, sono stati loro a cambiare l'inerzia della partita, quantomeno a dare una speranza, ad accendere soprattutto a cambiare un po' l'atteggiamento della squadra. Ora si va sotto canestro da Washington e, signore e signori, il primo vantaggio di Imola arriva all'inizio dell'ultimo quarto. Incredibile per chi non è addentro alle cose del basket. 53-51 per Imola, che continua con questa zona che in effetti ha messo in difficoltà la De Longhi, che i suoi unici canestri del quarto precedente li ha segnati soprattutto in transizione, in velocità o in contropiede diretto. Qui c'è il fallo in attacco di Rinaldi, che in effetti si è spostato un po' al momento del blocco, vediamo se entra nell'inquadratura. No, comunque c'è stato il fallo per liberare Fantinelli. Sceglie ancora la strada del quintetto piccolo coach Pillastrini, con addirittura 2 playmaker in campo, Moretti e Fantinelli, con Capitan Fabi, Rinaldi e Matteo Negri. L'ottimo aiuto di Moretti, intanto il fallo precedente di Rinaldi era il quarto, dunque pronto a rientrare Ancelotti. Lo stesso Rinaldi va a bloccare per Moretti, cambio difensivo accettato da San. Si gioca però tornando da Fantinelli contro il suo ex compagno la Virtus Sabatini, apertura per Fabi, importante da 3, Agustin Fabi che esulta veramente come se fosse un gol, una tripla di una rilevanza clamorosa in questo momento. Cambio difensivo accettato da Fabi, che prova a rimanere con Prato, l'aiuto da parte di Negri, il raddoppio su Prato, ma altra giocata di talento, 10° punto in fila praticamente per Prato. 12 in totale per il capitano di Imola, che resta in vantaggio di un punto. Positivo per coach Pillastrini contro una zona così chiusa, così impervia da affrontare, che non ti lascia andare. Guardate quante maglie rosse ci sono vicino all'area, non ti lascia andare vicino a canestro, aprire un po' la scatola. E dopo 7 errori consecutivi nel quarto precedente, ora Agustin Fabi, da buon capitano, indica la strada ai suoi e vediamo se la De Longhi ritrova anche la mira da lontano, fondamentale, perché se resta questa zona diventa difficile attaccarla per la De Longhi, o si accelera il ritmo o si inizia a segnare da 3. Ed è importante magari proprio il capitano, con la sua tipicità, la sua capacità di aprirsi e tirare al tiro da 3 punti. Qui proprio il capitano va a prendersi il fallo di Prato, si stava aprendo proprio per ricevere sull'arco del tiro da 3 punti, invece è arrivato il fallo, il primo del capitano di Imola. Rimessa per Treviso, sempre schierata con palesemente la difesa a zona di Imola sul +1. La linea di fondo presa da Negri, ottima soluzione contro questa zona, perché ha creato lo spazio per un buon tiro per Negri, rifiutato però dal ferro, e Prato in campo aperto può segnare ancora da 3 punti, non va alla sua conclusione, deviazione sotto canestro favorevole alla De Longhi, che può tornare in attacco. Ha rischiato però la squadra di Pillastrini su questa transizione con Prato, che ormai tira tutto quello che gli passa per le mani, giustamente, visto il suo score degli ultimi minuti. Ora viene dato un po' di riposo, perché ha 36 anni, ricordiamocelo, e entra Carvel Henderson, vediamo se anche cambio lui... mica male. No, infatti, se ha la mano calda anche lui. Non è un cambio che penalizza la squadra di Imola, mentre continua questa zonetta che potrebbe sembrare quasi una bulgara come si dice nei campetti, una zonetta bulgara, ma per ora ha dato i suoi effetti, anche perché
la De Longhi non sta attaccando benissimo, lontana parente la De Longhi di quella che abbiamo visto nei primi minuti di gioco, dove tutto funzionava alla perfezione. Ora invece contro la difesa schierata sta facendo una fatica bestiale veramente la squadra di Pillastrini, che perde anche questo pallone, e Imola con un punto di vantaggio, con 7 minuti e mezzo dalla fine, ha il possesso di questo pallone. Sempre a poco uomo da fare invece però per Treviso, Treviso parte dalla difesa, perché magari col controllo dei tabelloni si può andare in campo aperto, invece arriva un altro tiro pulito per Henderson, sbagliato fortunatamente, allora deve provare a correre Treviso, provare ad accelerare i ritmi. Brava Imola a rientrare in grande velocità, Moretti si incuna in area, arriva il rimbalzo di Ancelotti. Anche da queste azioni Treviso può provare a ripartire. È in 3 ad aiutare su Moretti, che ha sbagliato. Ovviamente Ancelotti si era trovato con Sabatini a tagliarlo fuori, non l'ha neanche guardato, ha alzato le braccia e ha segnato. Attenzione però Ancelotti, fallo per Ancelotti, è il terzo fallo anche per lui. Ce ne sono 4 di Powell, che è lì in naftalina, vediamo quando rientrerà, 4 di Rinaldi, 3 di Ancelotti. Esce Moretti, applauditissimo dal pubblico, perché non sono stati male questi suoi minuti, nonostante Imola abbia preso il vantaggio. Ora è +1 per la De Longhi. È rientrato anche Maggioli, a cui non viene concesso il tiro, va a prendere una conclusione Henderson. Brava Treviso a provare a correre, l'intercetto però impedisce i 2 punti facili a Matteo Negri, che torna a lavorare su Henderson, rimane con lui, va a impedire il consegnato a San con 1 contro 1, cerca Mazzoli, tiro in allontanamento, solo tiro. Rete per Mazzoli, che se c'è una cosa che sa fare alla perfezione è questo tiro. Lo fa da una ventina d'anni, non vedo perché non debba non farlo anche stasera. E di nuovo un vantaggio per Imola, ed ora sembra veramente un continuo scambio di testa a testa. Prima già 4 volte consecutive che le due squadre si scambiano la testa del punteggio. Ora qui Ancelotti è bravo a incrociare e a partire con le sue caratteristiche, che sono quasi quelle di un'ala piccola tecnicamente, più che quelle di un centro, anche se con i suoi 2,12 metri ovviamente è condannato a giocare lì sotto il ferro. Uscita ai blocchi non premiata di Corbett, si va da Fantinelli nel lato sinistro, vuole attaccare, prende un tiro in allontanamento, non va alla conclusione, caduta rovinosa di Matteo Negri. Il fallo però è stato fischiato fortunatamente per Treviso a Imola. Niente di grave sembra per Negri, perché di Henderson si rialza Matteo Negri, che è caduto in maniera un po' pericolosa, fortunatamente niente di grave per lui, e Treviso, che può già sfruttare il bonus speso da Imola, può essere un fattore importante per la De Longhi. Una De Longhi da 14 palle perse, mentre Imola dopo le 8 palle perse del primo quarto è solo tra virgolette a 15. Una partita quindi con qualche pecca. Anche qui vedete l'attacco un po' farraginoso della squadra di casa, che viene forzato a perdere un altro pallone. Una partita che sarà insidiosa da qui alla fine, perché un punto di vantaggio per Imola e palla in mano, e adesso chi fa un break, chi prende 4-5 punti di vantaggio può vincere la partita. E vediamo queste azioni. Henderson sulla linea di fondo, ben contenuto dal capitano, che gli concede soltanto un tiro in allontanamento. Bravo lui, 59-56, 5 minuti e mezzo da giocare. Treviso qua non ha nulla da recriminare nella metacampo difensiva, però è indietro di 3 lunghezze. Fantinelli va in area, serve Ancelotti di qui a Corbett per il tiro da 3 punti che non va, tap out che viene controllato da Amoni, poi il recupero con Corbett che può andare fino in fondo, acrobazie ed errore per la Marshall Corbett. Ancora Treviso a secco in attacco e Sabatini in possesso del pallone. Si va chiaramente da Henderson, duello, sfida nella sfida con la Marshall Corbett, vuole giocare in isolamento, poi chiama il blocco di Mazzoli, difensivo da parte di Ancelotti, la rotazione ottima difensiva da parte di Treviso, virata per Hassan che si alza in allontanamento e il rimbalzo lungo è preda di Fantinelli. 4 minuti e 44 da giocare,
59-56 per Imola. Transizione offensiva per Treviso che non riesce a creare spazio, vuole andare da Fantinelli, ancora difficoltà con Treviso che però cerca di creare lo spazio. Ancellotti sull'assist di Fantinelli. Qui Treviso non ha trovato delle soluzioni immediate, ma ha avuto la pazienza di giocare un pick and roll che ha creato un lieve spazio per Ancellotti. Lo rivediamo qua, un tiro e 2 tiri liberi per il giocatore reggiano. La De Longhi negli ultimi 15 minuti e mezzo, mentre rientra Marshawn Powell con 4 falli. Vediamo se lungo stop in panchina gli ha schiarito un po' le idee. Dopo quei 2 falli uno dietro l'altro che gridano vendetta, spesso capitano a lui come giocatore questi cali di tensione mentale che lo portano a uscire dalla partita per problemi di falli. Dicevamo, negli ultimi 15 minuti e mezzo la De Longhi ha segnato 16 punti, sono veramente pochi. Ora sbaglia anche i tiri liberi, diciamo non è una brutta idea quella di andare a trovare dei falli per poter tirare i tiri liberi e magari far muovere un po' il tabellone, come ha fatto con questo 1-2 Ancellotti. Però con queste percentuali di entrambe le squadre 2 punti di vantaggio non sono pochi con la palla in mano, perché dicevamo, se uno prende 4-5 punti di vantaggio questa partita la vince. 4 minuti da giocare più 2 e il fallo di Powell escluso dalla partita. Coach Pillastrini lo conosce, l'ha tenuto in panchina tanto perché sa che lui non è uno che è bravissimo ad amministrarsi. Guardate qui, non abbiamo visto la parte iniziale dell'azione. Sorriso sornione di Marshawn Powell, costretto alla panchina, e dunque Treviso entra negli ultimi 4 minuti e 10 di partita senza Powell. Senza Powell ha giocato solo 16 minuti in tutta la partita, 17 minuti in tutta la partita Powell. Per la De Longhi è una brutta perdita, 8 più della partita con 8 punti e un rimbalzo, abbondantemente sotto media, ma stasera un po' tutti i giocatori sono sotto media di entrambe le squadre, perché è una partita molto maschia. Diciamo che le difese hanno avuto un po' la meglio sugli attacchi. Ancora Prato ad andare fino in fondo, la palla recuperata da Treviso. Ora vediamo il tecnico a Washington, presumibilmente. Rivediamo qui la deviazione con la palla che effettivamente sembrava per Imola. Vediamo se si può rivedere, chiediamo alla regia. Washington è fuori. No, ma probabilmente l'ha toccata con la gamba anche Washington. Lì bisogna capire se c'è o meno tocco con la gamba. Il successivo tecnico non ha dato nemmeno il punto appunto del tiro libero a Corbett, quindi dunque non è cambiato nulla niente di fatto. E Treviso che ha il pallone e deve giocare sempre contro la zona di Imola. La palla dentro per Ancellotti. Finta il tiro Negri, poi lo prende da 3 punti il rimbalzo dello stesso Washington, che diciamo manda via tutti e poi consegna la sfera nelle mani di De Nicolao. Treviso che cerca di impedire un tiro facile a Henderson, che cerca il fallo. L'opposizione difensiva della De Longhi è ottimale. Fantinelli può andare in campo aperto, cerca il taglio di Rinaldi che con sicurezza appoggia il tabellone, non rischia nemmeno la schiacciata. Troppo importanti questi 2 punti per il parità. 59 pari, 3 minuti e 15, 3 minuti e 10 da giocare. Rumore assordante al palaverde, arriva il fallo, non si sente nemmeno. Il fallo dovrebbe essere di Ancellotti, che è andato a stoppare, a cercare quantomeno la stoppata sul diretto avversario. Ed è il 4º fallo anche per Andrea Ancellotti. 4 falli di Rinaldi, 4 falli di Ancellotti. Chiaramente situazione molto difficile e squadre che sono in questo momento entrambe in bonus. Bravo Prato a proteggersi col corpo, un giocatore meno esperto avrebbe subito la stoppata, lui è andato col corpo a trovare l'opposizione di Ancellotti. Il canestro di Prato che sale a quota 14, ora 15 punti per lui e Imola avanti di 2 punti con 3 minuti da giocare al Palaverde. Veramente
ha ribaltato tutto la squadra di Ticchi, brava a restare mentalmente in partita anche quando sembrava che la partita fosse finita. Guarda che brutto passaggio di Ancelotti per una De Longhi che invece non ha risintonizzato il suo gioco dopo il grande vantaggio iniziale, subendo questa rimonta. Ha provato a rialzare il quintetto coach Pilastrini, la deviazione viene considerata favorevole a Imola, che dunque avrà altri 12 secondi. Ancelotti avrebbe voluto il pallone per sé. Poverina la signora che si è trovata in braccio il buon Washington, non le è andata benissimo. Non sicuramente un peso piuma. Vediamo qua. Anche qui siamo al limite. La decisione della terra arbitrale è stata questa, dunque si ricomincia dal +2 Imola a 2 minuti e 38 dalla fine della partita. Fantinelli incollato sul diretto avversario, invece lo spazio per Henderson, tripla mortifera. Attenzione, sono 5 punti e Henderson non hanno comunicato bene Fantinelli e Rinaldi in questa uscita dai blocchi di Carvel Henderson, che ha punito la difesa della De Longhi. Ora prova a rispondere Tommy Rinaldi, tiro dall'angolo ma da 2 punti. Sono 3 ore di vantaggio per Imola con il punto numero 4 per Rinaldi. 2 minuti da giocare, 2 minuti con Henderson ancora da 3, palla che entra ed esce. Fuori il taglia fuori però di Corbett non è ottimale, lo scarico per lo stesso De Nicolao che trova il canestro dimenticato sotto canestro dalla squadra trevigiana. 1 minuto e 49 da giocare, stiamo entrando negli ultimi 500 secondi della partita. Meno 5 Treviso, Corbett finta il tiro, poi vorrebbe servire il taglio backdoor di Fabi che cerca e trova il pallone in post basso, va a prendersi il tiro in allontanamento, il capitano segue il rimbalzo, il quale però è catturato da Henderson e il possesso del addirittura +7 nelle mani di Imola. 1 minuto e 20 dalla fine della partita. Mani nei capelli per il presidente Bazzoler, che non festeggia bene per ora il suo 54esimo compleanno che era ieri. Ora però Imola sbaglia e c'è un fallo non facilmente spiegabile di Imola, perché la squadra ospite è in bonus e fermare il cronometro fa un gran piacere. L'inesperienza di un 93 rivediamo De Nicolao. E intanto time out 1 minuto e 11 dalla fine della partita. Certamente qui al Palaverde in queste prime 3 partite casalinghe Treviso ha voluto sudare, ha voluto far soffrire i suoi tifosi nelle prime 2 occasioni. Alla fine ha trovato i 2 punti, questa sera è ancora più difficile, forse mai nemmeno l'anno scorso si è trovata in una situazione del genere. Meno 5 a 1 minuto e 10 dalla fine della partita, quantomeno in casa, quindi ci vuole un miracolo ulteriore, superiore rispetto alle prime 2 sfide casalinghe di Treviso. De Longhi che aveva all'intervallo 4 su 5 da 3, ora siamo 6 su 16. Imola ha avuto buon gioco perché le percentuali sono scese dell'attacco trevigiano. 61 punti per la squadra che di solito viaggia vicino agli 80, non è il massimo della vita giocando in casa. Ed ora veramente, mentre rivediamo questo bell'assist di Fantinelli, con 1 minuto e 11 da giocare, questo fallo permette ad Agustin Fabi di andare in lunetta con 2 tiri liberi. E poi c'è ancora tanto tempo, però 5 punti quando segni così poco, 5 punti nel basket non sono niente, però in una partita così dove si segna una volta ogni mai sono un bel gruzzoletto. Servirebbe un break come quelli che hanno riportato in partita Imola. Intanto a cronometro fermo fondamentali i tiri liberi di Fabi, canestro nella prima occasione per il capitano che sale così a quota 9 nella sua prima gita in lunetta. Secondo tiro libero per Fabi, 2 su 2, 71 secondi da giocare. De Nicolao pressato dalla Marshall Corbett. Treviso aumenta l'intensità difensiva. Negri su Henderson che riceve in questo momento l'aggressività da parte di Rinaldi. Amoni fronteggia il canestro, non riesce a trovare il
tantissimo spazio per tirare, si incuna in area, spazio per Amoni sull'arco da 3 punti, non va, il rimbalzo però è ancora di Prato. Treviso aveva fatto quasi tutto bene, concesso un tiro relativamente aperto, però poi soprattutto ha concesso il rimbalzo offensivo e dunque i 2 tiri liberi per il successivo fallo su De Nicolao. 39 secondi da giocare, meno 3 Treviso e 2 tiri liberi per De Nicolao, che può mettere 2 possessi tra le 2 squadre. Coach Pill si mangia letteralmente, lui che insomma per mangiare non penso abbia problemi, si mangia letteralmente Corbett. Mancavano 6 secondi e De Nicolao non è che fosse proprio sotto canestro, un fallo speso in maniera un po' ingenua da Corbett. Bravo De Nicolao a riportare i suoi a più 5 e 39 secondi ora e 5 punti da recuperare. La situazione si fa molto difficile per una De Longhi, che comunque con un tiro rapido può ancora riaprire la partita. Dentro anche Moretti per sfruttare le sue capacità di tiratore. Fantinelli, dunque 39 secondi da giocare, si ricomincia, in questo momento si va verso il striscione del traguardo. Moretti prova immediatamente a tirare da 3 punti, non va alla sua conclusione, la lotta a rimbalzo con Washington che va più in alto di tutti. Treviso vuole recuperare il pallone, non ci riesce, va a commettere il fallo e si profila la prima sconfitta stagionale per Treviso. Servirebbe veramente un miracolo. 26 secondi, ora Henderson in lunetta, Moretti è stato messo dentro per il tiro da 3 punti, ha sbagliato, ma di certo non è da queste azioni che si può definire l'eventuale sconfitta della De Longhi. È una sconfitta soprattutto mentale di una squadra che si è illusa dopo quel vantaggio iniziale, 25-6 dopo 8 minuti, tutti che segnavano, dall'altra parte Imola che non ne metteva una, e ora Henderson fa capire perché è il miglior cannoniere di questo girone, andando a segnare 2 tiri liberi. Ora Moretti sbaglia anche questa e Imola è la prima squadra dopo 6 vittorie consecutive a battere una De Longhi che comunque resta in vetta alla classifica prima della partita di Bologna, ma Imola si riavvicina perché sale al secondo posto con 2 punti solo di ritardo dai trevigiani. 2 secondi, ora deve tirare lo scadere della partita Corbett per ridurre la differenza a canestri. Arriva dunque la prima sconfitta di Treviso in questo campionato, arriva dopo 6 vittorie. Treviso non eguaglia la striscia vincente dello scorso anno e giustamente fanno festa gli uomini di Picchi che hanno compiuto l'impresa, sono riusciti a battere Treviso, la prima squadra a vincere contro la squadra di coach Pilastrini. Ora il saluto in mezzo al campo tra le 2 squadre. Treviso ricomincerà, dunque avrà la possibilità di tornare immediatamente in campo domenica contro la Fortitudo a Bologna alla Paladozzo, una classica che torna, e Treviso ci arriva con una sconfitta. De Longhi con i punteggi individuali della partita. Calver Henderson si dimostra ancora giustamente il miglior cannoniere del campionato, ha segnato 16 punti nella seconda parte di gara dopo i 2 soltanto della prima parte. Festeggia meritatamente Imola, festeggiano anche la ventina di tifosi arrivati qui a Treviso in questa nebbiosa serata, che però per Imola al ritorno sarà come se fosse il sole che spacca le pietre. 18 di Henderson, 14 di un ottimo Prato, poi ce ne sono 8 di Maggioli, 6 di Washington, 6 di Hassan, tutti nel primo quarto, 7 di Preti, che sembrano pochi ma sono tantissimi perché sono anche molto importanti. Dall'altra parte solo 3 in doppia cifra per Pilastrini, 13 di Negri, 10 di Ancellotti, 11 di Lamarchal Corbett. Dunque è tutto dal Palaverde, prima sconfitta per Treviso, 70-63 in favore di Imola. Un saluto da Mario Zanette e Simone Fregonese, ci risentiamo alla prossima con le avventure della De Longhi dal Palaverde.